Siamo giunti alla corsa di chiusura della serata al Savio, confronto per cavalli di 4 anni sul miglio, Day Love Deepa, Dina Val, Dolce Nera Bar, Dinamo Cam Bar, Dutnuf Jet, Decollo Se in prima fila, Dalida Bani in seconda. In chiusura i favori se li condividono Day Love Deepa e Decollo Se, con Dinamo Cam Bar vicino comunque nelle valutazioni. Macchina che scurva. Lascia andare i concorrenti partiti con il tentativo dall'esterno di Dutnuf Jet di assumere l'iniziativa. Si oppone per il momento Dina Vald, che rientra parzialmente all'avversario, che però sfila in 100 metri ed è leader, mentre sposta subito Day Love Deepa. Day Love Deepa in poche battute si porta a ridosso di Dutnuf Jet, ha anticipato Decollo Se e ora va all'attacco e riceve probabilmente strada. Vediamo se Dutnuf Jet manda... No, Dutnuf Jet si oppone, così Day Love Deepa costretto a sistemarsi in scia o a cercare posizioni in schiena, posizione che per il momento non riesce a trovare. E lo fa dopo 600 metri completati in 44,6. All'esterno invece è rimasto Decollo Se, che ora si trascina Dinamo Cam Bar e prova a sua volta a progredire, mentre Dutnuf Jet completa i primi 800 metri in 59,3. Andatura davvero veloce per la categoria, con Dutnuf Jet leader su Day Love Deepa, che sposta nuovamente in anticipo su Decollo a 600 dalla conclusione dopo un chilometro in 1:14,8. Day Love Deepa prova ad impegnarsi nuovamente all'esterno di Dutnuf Jet, lungo la corda invece di Navalt. Decollo Se che segue Day Love Deepa, poi lo scatto di Dinamo Cam Bar in terza ruota, cavalli a 400 dalla conclusione, Dutnuf Jet ancora in vantaggio, lo scatto di Dinamo Cam Bar, l'errore di Day Love Deepa. Numero poi 1 Day Love Deepa squalificato. Dinamo Cam Bar e Decollo Se che vanno su Dutnuf Jet, che entra ancora in vantaggio addirittura d'arrivo. Ultimi 100 metri di gara, Dutnuf Jet in testa, si impegna Dinamo Cam Bar a centropista, ma Dutnuf Jet è imprendibile e viene a vincere su di Dinamo Cam Bar. Al terzo posto finisce Decollo Se, 1:15,3, 38 a chiudere. La vittoria per Dutnuf Jet, Gennaro Amitrano in sediolo, e anche al training raddoppio così per il training di Gennaro Amitrano, che aveva vinto la corsa precedente con Corleone Fi. Ora si ripete con Dutnuf Jet per conto ancora del signor Renato Veneruso, che raddoppia a sua volta. Bel percorso di testa di Dutnuf Jet, che si rivela oggi e controlla i cavalli più attesi, con Dinamo Cam Bar che finisce al secondo posto davanti a Decollo Se. Per tutto per questo convegno di corse, l'appuntamento è per domani sera, stessa ora.